Bentornati e bentrovati a Storie. Raccontiamo in queste puntate la vicenda di Eraclito l'Oscuro, chiamato l'Oscuro perché poche robe, poche cose, pochi frammenti sono rimasti in nostro possesso e questi frammenti a volte sono abbastanza contraddittori, ma da quello che si può capire di Eraclito era il filosofo della complessità, della contraddizione, del fatto che tutto passasse, del fatto che tutto cambiasse, del fatto che niente rimanesse uguale a se stesso, del fatto che l'uomo fosse condannato a vivere in un eterno mutamento, la notte, il giorno, l'estate, la primavera, l'autunno, il sole, la pioggia, l'amore, l'odio, la paura, la gioia, niente sta fermo. Però Eraclito arriva a dire una cosa rivoluzionaria per quel tempo: niente apparentemente sta fermo, tutto apparentemente scorre, pantarei. Tutte le cose scorrono, tutto apparentemente scorre, ma in realtà questo succedersi, questo scorrere di opposti e di contrari, in realtà porta dentro di sé un motivo, un ragionamento. Senza questo succedersi non ci sarebbe la vita è questo succedersi. E non è un succedersi anarchico, disordinato, è un succedersi continuo, che si richiama costantemente da un opposto all'altro, da un estremo all'altro, da un punto all'altro, da una modalità all'altra. Ed è bellissima questa cosa perché vuol dire, è proprio bello anche poterci riflettere insieme, che tutto è sorretto da quello che Eraclito chiama un logos. Per la prima volta nella storia della filosofia, per la prima volta nella storia dell'Occidente, entra in scena questa parola. Logos, che non vuol dire parola, vuol dire ragionamento, vuol dire regola, vuol dire misura, vuol dire da una realtà, da un bene, da qualcosa che in qualche modo non lascia la vita a caso. Questo è il logos per Eraclito. Il logos per Eraclito è quello che permette agli uomini di fare un cammino, di fare una strada. È quello che permette alla vita, nonostante sia così contraddittoria, di avere un suo perché, un suo fine, una sua continuità. Per cui è paradossale, ma siamo arrivati proprio qui. Eraclito dice: il nostro scopo è quello di capire sempre di più che cos'è questo logos, poterlo incontrare, poterlo vedere, poterlo comprendere fino in fondo. Siamo all'inizio eppure già al vertice della filosofia greca e pieni di curiosità ci accostiamo adesso al pensiero di un altro grande dell'antichità, Parmenide.